La lista di Conte. Per accendere il motore del governo mancano i 42 sottosegretari. Senza il lavoro dell'esecutivo non può iniziare. Ecco perché il Premier insiste e pone un termine. Entro il CDM di domani la lista deve essere compilata. Doveva essere pronta per stamani, ma è slittata e a questo punto ogni momento è buono per trovare la quadra tra PD e Movimento 5 Stelle. Tra i nomi più caldi c'è quello dell'ex sindaco di Vicenza, Achille Variati, con un curriculum davvero numero 1. Sindaco e presidente della provincia di Vicenza, consigliere regionale veneto e presidente dell'Unione Province Italiane, Achille Variati, targato Partito Democratico, è un valido pretendente alla carica di sottosegretario per le autonomie. Io ho una lunga esperienza, maturata nel territorio, maturata in regione. Penso di poter dire la mia su molte questioni anche relative all'autonomia. A Roma mi conoscono, sono qua, se mi chiamano posso essere disponibile in un governo di prospettiva, in un governo serio, altrimenti non c'è problema. Lei dice posso dire la mia sull'autonomia, ma ci sarà un ministero per le autonomie come è stato quello di Erika Stefani? Ci sarà posto per l'autonomia nel prossimo governo? Guardi, sarebbe un errore terribile se il nuovo governo non affrontasse anche il tema dell'autonomia, anzi lo deve affrontare e risolvere per fare quello che il governo passato non è riuscito a fare.